Bentornati signore e signori, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente e siamo di nuovo qui oggi insieme per disquisire di quel fomento emotivo e sportivo che si chiama Cagliari Calcio. Allora, un po' di burocrazia iniziale, che me lo consentite, vi ricordo che iscrivervi al canale, mettere qualche mi piace e condividere l'esistenza di questo nostro progetto un po' ovunque è gratis, richiede pochissimo sforzo e pochi istanti della vostra vita. Quindi vi chiedo gentilmente di fare tutte queste cose, di iscrivervi, attivare la campanella per un po' di notifiche per sapere, rimanere aggiornati, mettere qualche mi piace e interagire col sottoscritto, commentate, ditemi la vostra. E anche se non ti fate Cagliari, siete tutti ben accetti, perché qua si parla di calcio, in maniera educata e rispettosa per tutti gli altri. E vi ricordo che abbiamo anche Instagram e TikTok, signori, sempre con lo stesso nome, Un Sardo sul Continente. Allora, bando alle ciance, da quando è arrivato il nostro nuovo mister, il nostro nuovo Davide Nicola, devo riconoscere che la nostra società sta facendo un po' il bello e il cattivo tempo in tutti i settori di questo calciomercato estivo. Ora, se lo stia facendo bene o lo stia facendo male è un altro paio di gloriosissime maniche, perché noi al momento attuale, pochi giorni fa, abbiamo rinnovato Viola, come dicevamo già nell'ultimo video, che se non avete visto vi invito ad andare a recuperare, perché si parla appunto degli ultimi avvenimenti di quest'estate calcistica in casa sarda. Però praticamente il giorno dopo, pochi giorni dopo dal rinnovo insomma, di Viola, se non nella stessa identica giornata, abbiamo ceduto un bel pezzino grosso del nostro centrocampo, ovvero il nostro glorioso granatiere del centrocampo, detto anche Sulemana. Ora, se l'è acquistato l'Atalanta. Ora, il fatto che se lo sia acquistato l'Atalanta, signori, è l'ennesima prova del fatto che questo signore giocatore era un gran signor giocatore, perché prima di tutto Gasperini non è soggetto da far investire la società dell'Atalanta in giocatori sbagliati. Io non mi ricordo sinceramente un brutto colpo di mercato fomentato dal buon Gasperini negli ultimi anni, anche se non se ne occuperà sicuramente direttamente lui, ma la sua parola deve essere ben molto importante in casa atalantina. E il fatto di aver richiesto Sulemana e di averlo portato via così è evidentemente prova del fatto che questo era un giocatore che, come abbiamo detto più volte poi nel corso di quest'anno di commento, di analisi di partite, sicuramente faceva la sua più che bene. Faceva un ottimo filtro, signori, era quando in coppia con Macumbu soprattutto faceva praticamente un muro all'interno del nostro centrocampo. A livello di piede sicuramente poteva migliorare, ma non è neanche quel genere di centrocampista alla Pirlo, è più un francone che sì, di turno, insomma, uno che ha molta gamba, che fa molta legna, passatemi il paragone, ovviamente Franco che sì era Franco che sì, per carità del cielo, però Sulemana secondo me era un bel pezzettino da tenere tra i nostri, ma fatto sta che alla fine così è andata. Nelle ore successive, evidentemente presi bene dall'affaristica con la casa atalantina, abbiamo quindi contrattato evidentemente il cartino di Sulemana con altri due begli affari, che stavolta a favore nostro direi, ovvero l'ingresso di Piccoli e di Zortea. Sono proprietà dell'Atalanta, entrambi, e praticamente uno è un ex Frosinone, praticamente che nonostante è stato retrocesso quest'anno e comunque, devo essere sincero, non mi dispiace, e l'altro invece ha giocato l'anno scorso come attaccante nel Lecce. Sono tutti e due con, scusate, Piccoli con prestito con diritto di riscatto, quindi poi starà a vedere il prossimo anno a seconda di come andrà, se riscatterà o meno il giocatore, anche perché il cartellino è impegnativo ma non in maniera eccessiva, e Zortea invece ci arriva a titolo definitivo. Ora, sono dei buoni acquisti? Sicuramente sì, sicuramente sì. Ehm,
ci servono in maniera abbastanza importante, perché comunque sia sono un attaccante e un esterno che con il ritorno di Oristagno all'Inter al momento, il ritorno poi di che comunque faceva un bel gioco sull'esterno, il ritorno di Gaetano anche lì in casa Napoli ci ha lasciato inesorabilmente scoperti anche in quel settore, perché molto spesso abbiamo giocato con soprattutto Ristagno posizionato sulla fascia. Se contate che poi è andato via anche Nandez, in quella fascia, in quella zona lì siamo non poco scoperti. Quindi il fatto di aver preso Zortea sicuramente è un bel colpo, e non mi dispiace neanche l'acquisto di Piccoli, perché? Perché è un giocatore che è sempre stato molto sottovalutato. Infatti ha fatto un po' il girovago, un po' ovunque. Non mi viene da dire che sia un campione, perché altrimenti l'Atalanta se lo sarebbe tenuto ben stretto in questi anni, però è un ragazzo comunque ancora giovane e di esperienza ben piena di Serie A, insomma. I suoi gol li fa senza grandi eccessi, però secondo me una realtà più piccola, più contenuta, come poi è la nostra, insomma, a livello di classifica, a livello di ambizioni calcistiche, almeno al momento, può essere sicuramente il luogo dove Piccoli possa effettivamente dare un bell'input alla sua carriera. Difficilmente resterà, ovviamente, anche perché, ripeto, il cartellino difficilmente potremo permetterci di riscattarlo, però io devo essere sincero, in attacco come colpo non mi dispiace, perché si pone a metà strada fra il nostro giovanissimo Mutandua, da una parte, e dall'altro lato tra i due veterani, la Padula e Pavoletti. Quindi abbiamo poi la possibilità, volendo, anche di giocare poi a due punte, e comunque sia abbiamo un buon ricambio a questo punto, che ci permette direi di stare quasi tranquilli ormai in quel settore, non andrei più a toccare nulla al momento. Quindi questi sono i due acquisti. Poi, cosa è successo? Sempre negli stessi giorni, praticamente all'inizio della settimana scorsa, sempre dall'Atalanta arrivava poi anche Adopo. Allora, uno bel centrocampista che, scusate, no, praticamente cosa succede? L'Atalanta compra Sulemana, ci danno 7-8 milioni e ci danno in cambio a dopo, classe 2000, quindi giovanissimo. Bilanciamo praticamente tutto quello che è poi importante a livello di plusvalenze, di liquidità e cose simili che ci servono indiscutibilmente per sopravvivere, signori, perché altrimenti rischiamo di violare le regole, e noi sappiamo perfettamente che poi con le società piccole questo genere di intrallazzi economici calano come delle tagliole, quindi garantiamo anche l'indice di liquidità. E mi resta comunque in mano un bel centrocampista giovane di prospettiva che male non ci fa sicuramente. Quindi andiamo ad andare via sulle mani all'Atalanta per pescarci poi direttamente un altro bel centrocampista, un esterno e un attaccante. Se sia qualcosa di risolutivo per quello che è il nostro stato attuale di rosa, lo vedremo poi nel campo effettivamente, però bisogna riconoscere che non stiamo fermi in questo momento. Inoltre, le ultimissime notizie sembrerebbe anche che si stia lavorando per il ritorno di Gaetano, anche perché da quando è arrivato Conte sembrerebbe appunto che Gianluca Gaetano sia fuori dal progetto, non rientra quindi nei piani di Conte, e quindi, essendo un ragazzo comunque giovane che ha bisogno di giocare per far andare avanti la sua carriera, noi che siamo sempre stati in agguato, e personalmente almeno che ci siamo innamorati di come gioca questo ragazzo, stiamo provando a spingere per riportarlo a casa. Resta il fatto che ovviamente questi 5 gol con 17 partite a ottimo voto anche a livello di fantacalcio fomentano le tifoserie di mezza Italia, e a livello societario sembra che anche il Parma effettivamente stia provando l'approccio con Gaetano.
Io credo che se gli venga lasciata scelta libera, lui tornerebbe a mani bassissime da noi, in una piazza dove è stato immediatamente amato, dove ha dato tanto in questi pochi mesi che ha giocato. Credo che si sia trovato molto bene. Parole anche poi del suo agente, avevamo commentate qualche puntata fa, dove lo stesso Gaetano ha amato particolarmente Cagliari e quindi non si chiude nessuna prospettiva. Però al momento sono un poco più che annusarsi, insomma, per vedere un po' se ci sono i giusti profumi per chiudere l'affare. Le prospettive sono buone, speriamo, perché io sinceramente a quel punto lì quasi chiuderei qualunque tipologia di acquisto nel settore avanzato. Se contate che poi abbiamo anche preso praticamente nelle ultime ore un buon sostituto per il nostro Scuffet, sarà la riserva di Scuffet, ovvero Allen Sherry, che è un difensore albanese classe 97. Ehm, Devo essere sincero, signori, devo essere molto sincero, è giusto una riserva. Ha accumulato oltre 200 presenze in carriera, ma stiamo parlando di un giocatore che ha giocato con il Blasnia, il Laci, l'Egnazia, insomma, sarebbe la sua prima esperienza in Italia. Ecco, non gli andrei proprio ad affidare i miei destini calcistici, quindi speriamo che Scuffete sia in salute, pronto, preparato e che vada liscio tutta la stagione. Però ci stava l'avere una buona scorta anche per lui, buona non lo so, sinceramente non lo so. Preghiamo il cielo di non doverlo mai mettere effettivamente a prova, però ci stava anche questo acquisto. Se consideriamo quindi al momento il nostro puro e semplice settore di rosa, io quasi farei ancora qualche acquisto a livello di pura e semplice difesa e andrei a prendere ancora, magari ci manca sempre quel nome che faccia un po' fomento, non so come dirvelo, ci manca sempre quel guizzo in più che permetterebbe di avere un po' di fomento a livello calcistico. Mi manca qualche nome che faccia calore, che crei un po' di iniziative, insomma. Però mi rendo anche conto che alla fine giochiamo a Cagliari, signori. La nostra società può permettersi quello che può permettersi, quindi al momento non possiamo dire nulla. Qualunque tipologia di giocatore abbiamo dato, al momento lo abbiamo sostituito, abbiamo preso Luperto in difesa, abbiamo preso Zortea, abbiamo preso Piccoli, abbiamo preso Adopo, è arrivato adesso Sherry, come lo vogliamo dire. Insomma, di sicuro se considerate che siamo a un metà luglio, quasi fine luglio, il nostro mercato sicuramente non è stato un mercato di osservazione, ma abbiamo dato via tanto e abbiamo preso tanto. Certi nomi che abbiamo dato via, Dossena fra tutti e poi adesso anche Sulemana, devo essere sincero, mi hanno fatto un po' storcere il naso, però mi rendo anche conto che se non vendiamo qualche pezzetto pregiato non possiamo sicuramente permetterci di fare molto. E noi siamo in una situazione dove sarà una Serie A da combattere con il coltello tra i denti e quindi inevitabilmente dobbiamo prendere tutto quello che possiamo. Sono delle scommesse? Alcuni sì, alcuni no. Sicuramente Luperto è una buona garanzia nel settore difensivo. Zortea non mi dispiace come giocatore, ha una bella gamba, un bel inserimento, ha una buona capacità di inserimenti poi in avanti, ha un buon piede per crossare, per proporre agli attaccanti, quindi niente male come esterno. Piccoli è un buon attaccante, signori, fra il discreto e il buono. È inutile stare a strapparsi le vesti perché è arrivato Piccoli. Bisogna dargli il beneficio del dubbio. È sicuramente più fomentante come nome di quello che non fosse Petagna l'anno scorso o Shomurodov, per l'amor del cielo. Però anche lì, finché non lo vediamo effettivamente in botta in campo, non si può vedere. Io credo che un Zortea Piccoli Luvumbo dobbiamo ancora risolvere il problema dietro, perché i trequartisti praticamente ce li siamo bruciati tutti, lì dobbiamo ancora parare qualcosa, però magari mettere poi Viola
di dietro perché non può farsi tutte le partite, con al centrocampo poi Adopo e Macumbu, con magari Prati in subentrante, e poi dietro Zappa, Luperto, Vitesca o Azidiakos o Mina, sperando che resti, e dall'altra parte, quindi abbiamo detto Zappa e Augello e Scuffetti in porta. Vi rendete conto che la nostra rosa non è comunque malaccio vista così? Non riesco a stare tranquillissimo, ma questo probabilmente è un fomento mio dato dal fatto che è abituato comunque ad avere sempre delle stagioni dove sanguiniamo fino all'ultima partita. La tranquillità, insomma, non fa parte di essere un tifoso del Cagliari. Però gli acquisti sono buoni. Io adesso mi butterò a guardarmi un po' su Transfer Market tutto quello che c'è di svincolato in questo momento, perché mi piacerebbe poi fare quei 3 video come abbiamo fatto l'anno scorso. Mi balzerei la sezione del portiere, sinceramente, perché va bene così, ma un video su difesa, centrocampo e attacco con quello che ci sarebbe fuori in mercato, credo che lo faremo a brevissimo. Quindi restate sintonizzati su questi canali. E poi a quel punto ci appresteremo a commentare le prime partite di amichevoli che giocheremo, ci vedremo insieme poi per disquisire di nuovo di fantacalcio, per vedere un po' qualche consiglio fomentistico, calcistico per i vostri fantacalcio. E poi, signori, saremo arrivati finalmente all'inizio di questa nuova avventura in Serie A. Per adesso, quindi, giusto per capirci, voto del nostro calciomercato, io mi fermerei su un 6,5, non di più, perché molti dei nomi in uscita mi hanno portato a dargli un 4, perché abbiamo dato via o non siamo riusciti a trattenere, a riscattare dei pezzi molto pregiati, e gli do un bel 7 per l'ingresso, quindi perché comunque si sono impegnati, lo vedi, a prendere comunque, pescare dal bacino atalantino non è mai una brutta idea, anzi, quindi può essere sicuramente un buon piano. Quindi la media fa quello, dai, forse saremmo più sul 5,5, però io la sufficienza gliela voglio dare per ora. Vediamo se ci sono altri colpi. Io non credo che ci saranno ancora grandissimi ingressi in casa nostra. Credo che faremo ancora 1 o 2 colpetti per rafforzare. Io credo ancora qualcosina in difesa, a seconda se effettivamente escano altri giocatori o meno, e plausibilmente prenderemo ancora qualcosa o sulla fascia o in pieno centrocampo. In attacco non credo che prenderà più altro, perché comunque la Padula al momento è ancora qua. Abbiamo ancora Pavoletti, ovviamente, il nostro eroe, il nostro leone immortale. Abbiamo Mutandua su cui investire e Piccoli, che secondo me a livello di esperienza, di media, di età si pone a metà strada, insomma, fra queste 2 sezioni di giocatori. Credo che ci sia da investire sicuramente qualcosa, e quello me lo aspetto come acquisto a livello di trequartista puro, perché per come giochiamo noi, sempre con 2 punte, con dietro magari un trequartista avanzato che mi unisce i settori di centrocampo e di attacco, affidare il tutto al solo Viola, che per quanto sia fomentante, non può neanche fare tutto da solo, perché basta un momento in cui succeda qualche minimo imprevisto fisico e ti ritrovi spaiato a dover cambiare comunque tutta quanta la squadra, o a mettere delle cose un pochino più equivoche. Cioè, i giocatori ce li ha in panchina, ma non di quel ruolo lì. Cioè, io giocarmi Prati lì davanti mi sembra un po' inutile. Poi sì, per carità, cioè, robina ne hai, però non starei a fare troppi azzardi, insomma, nella nostra situazione. Quindi io al momento attuale mi fermerei qui. Direi che il nostro lo abbiamo espletato abbondantemente. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi piacciono questi acquisti di mercato che abbiamo fatto? Vi piace come sta andando il calcio mercato del nostro Cagliari? Sì, no, forse in ingresso, in uscita? Mettete mi piace se avete piacere, sostenete il canale con un'iscrizione, tutto gratuito, signori, quindi non vi costa nulla. Vi ricordo che ci trovate anche su Instagram e su TikTok, e detto questo, io sono Franco Nusinas, il canale è Un Sardo sul Continente, e noi ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti, aio!